Altrove, da New York a Barcellona, ci hanno già pensato. Da noi, invece, rimane uno dei tanti vuoti normativi che ci distingue dal resto d'Europa. Ma ora la proposta di legge per la regolamentazione delle locazioni turistiche, nata a Venezia da ATA, Alta Tensione Abitativa, è approdata in Senato a Roma grazie alla consigliera regionale del Veneto che vogliamo, Elena Ostanel. Abbiamo chiesto loro di attivarsi subito perché è urgente in Italia avere una norma capace di regolare in maniera armonica il tema degli affitti brevi. Siamo l'unico paese in Europa a non averlo ancora fatto e la pressione sulle nostre città è troppo forte. Nelle città d'arte venete, le affittanze turistiche sono un esempio eloquente delle storture causate dalla cosiddetta sharing economy. Elena Ostanel è partita da questo. A Venezia i posti letto turistici hanno addirittura superato il numero di residenti. Le città sono gradualmente svuotate del loro tessuto sociale. D'ora in avanti inizieremo a lavorare con i gruppi parlamentari che aderiranno alla campagna di alta tensione abitativa per fare in modo che questa proposta di legge arrivi finalmente dove deve arrivare, quindi in Parlamento. Ma noi sul territorio, quindi in Consiglio regionale del Veneto, continuiamo a lavorare affinché la proposta arrivi in Consiglio. Fatto salvo che il Comune di Venezia sarebbe l'unico in Italia che già da un anno potrebbe regolamentare il settore grazie ad un emendamento dell'ex deputato PD Nicola Pellicani al decreto aiuti del luglio 2022, la proposta di legge di alta tensione abitativa presentata da Elena Ostanelli in Consiglio regionale del Veneto ha passato lo scoglio della Commissione Cultura. Per arrivare in aula serve ora il via libera della Commissione Urbanistica. Il mio lavoro sarà quello di portare la Regione del Veneto ad essere la prima regione ad approvare una proposta in questo senso e spingere il Parlamento a fare presto.